Una volta a Bevazzane, sulla riva Ciampe dal Flum Timè, esisteva un'antica iglesia dedicata a Santa Maria. Dal 1965, per evitare che l'iglesia venga glottuta dal Flum in una delle sue frequenti inondazioni, è stata sezionata e a Tox ricostruita a Lignan. Voi, cui che va a Lignan, lecciate in tal miec di un bellissimo ambiente naturale, dentro la pinede, dall'ente urlan di assistenza. Diventata Santa Maria dal Mar, voi l'iglesia si compone di un'aula rettangolare con un tetto a capriadis e conserva l'orientamento est-ovest tipico des iglesis antichis, come quando era a Bevazzane. Le abside di questa iglesia esistono freschi di gran valore e anche che sono stati prima distaccati e poi rimettuti su in queste tanto preziate iglesie di Lignan. Dal 1965 a Bevazzane, intanto che distaccavano i freschi, dal muro, con grande sorpresa, sotto de soparis sono compariti i abbozzi des figuri che il mestre di Bevazzane aveva pitturato ai fin dal 1400. Questi abbozzi si possono vedere picchiati tanto che quadri des pareti dell'iglesia. Il primo fresco che si smira in te abside rappresenta Cristo in mandule, sintato sul trono al da buon accetto ai fedeli. In te vele adrette occhiatin il secondo fresco, la incoronazione di Maria, tapponate con una mantelline blanche candide, decorate a stampins con una colombe. In te vele a Ciampe si smira Eve e Maria che offris Gesù il frutto de redenzione a un troppo di fedei. In te vele che si poglie dall'Arc Sant o ciatin li figuris dall'imperador August con la Sibile Triburtine. La lunute sulla parete in fondo e mostra la deposizione di Cristo. In te parete a drette, dal miec si vede la figura del re Davide. A Ciampe Gedeon, a drette una eroina biblica. La Iglesia de Madonna dal Mar e gli preziadis figuris religiosis come son in salv a Lignan. Sei fedei di Bevazzane con questi sacri immagini han creduto per secoli, con gli autori di Santa Maria dal Mar, anche i visitatori dai freschi dal dì di Bue continueranno a crodi. Mandi!